Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su F1 Manager 2023 e raga, siamo partiti dalla Aston Martin che come sulla modalità F1 23 è una macchina che mi piace troppo esteticamente, infatti me la voglio anche comprare come modellino e poi c'è Alfonso, quindi assolutamente si parte in Aston Martin, chiaramente cambieremo scuderia, finalmente si può fare. Ovvio che un pilota che vorrei eliminare dalla squadra è Lance Stroll, quindi questo è l'obiettivo. Andiamo a vedere l'auto, ragazzi. L'auto sviluppo componenti, abbiamo dei problemini da un punto di vista, faccio vedere subito. Ma non sono neanche. Sì, diciamo comunque in accelerazione siamo messi male. Sulla parte della velocità va migliorata, però non abbiamo neanche le stesse prestazioni. Non capisco il perché dovremmo avere gli stessi componenti teoricamente. Quindi come prima cosa io voglio migliorare l'alettone posteriore, che è la cosa più da migliorare. Allora, cominciamo. Ok, Galleria del Vento, investiamoci. Benissimo. Priorità. Allora, dobbiamo andare a bomba qua, raga, eh. Qua sto perdendo benissimo. Vediamo un attimo. Riusciamo a perdere il meno possibile. Forse questa è la migliore. Ok. Perfetto. Ingegneri ne piazziamo 5. Approccio allora, il prima possibile, senza fretta, un aumento di costi. Allora, quanti soldi spendiamo? Dai, facciamo 21 giorni e andiamo. Benissimo. Dopo vediamo un attimo cosa c'è da migliorare. Io direi comunque il telaio va sempre migliorato, secondo me. Voglio partire subito bene, quindi cerchiamo. Ok. Cerchiamo di non perdere. Vediamo un attimo. Vediamo se pompiamo qua l'accelerazione che abbiamo bisogno. Perfetto. Il raffreddamento non è il massimo. Facciamo così e miglioriamo ancora un po'. Intanto ci facciamo questi. Ok, molto molto bene. Perfetto, raga, adesso vediamo i piloti. Dopo andiamo subito, ci facciamo la prima gara, ragazzi, se no un po' più lungo il primo video. Io sinceramente l'Astroll, cioè, scicoglioni. A 83, diciamo, di parametro. Se non dico di pigliare Max, cioè, a me piacerebbe chiaramente Landone Norris, però comunque un 87 difficile. Disponibile a trattare. Che se no di giovani. Ascolta, noi proviamo a vedere se arriva Lando.
Allora, vediamo l'auto di Stroll per progetto di 3 stagioni. Vediamo se vuole venire. Bonus alla firma. No, spendiamo tanto, però almeno ci togliamo dei coglioni Stroll, lo facciamo subito. Che avrei un progetto. Almeno 3 stagioni dovremmo fare secondo me per vincere. Soglia bonus. Dal terzo posto. Vediamo. Ah, rifiutato. Ah, lui praticamente è lo stipendio. Posso trattare ancora o no? Ah, basta? No, fioi, dai. Quindi, ciao. Ah, possiamo ancora, ok, ok. Dai, cazzo, voglio Norris. Ci stiamo già indebitando, ragazzi. Iniziano già l'indebitamento comendiano. Però non posso darti il bonus, cazzo, cioè. Niente, allora, la so non va bene, firma, stipendio e soglia. Bene. Ma quanto cazzo vuole quest'uomo? Vale, ti do 1 milione alla fine perché ti amo, giocare un pilota che comunque voglio nella mia scuderia, però che cazzo. E, cioè qua veramente basta. Cioè, avete rotto il cazzo. Boom, contratto accettato. Ciao Stroll. Certo, mamma mia. Perdiamo tanti soldini, però voglio Norris. Puntiamo a un gran pilota. Perfetto. Molto bene. Andiamo a vedere il personale. È un personale abbastanza buono, a parte il capo dell'aerodinamica, che sinceramente non mi convince. Personale assunto, senza contratto, ma fa cagare. Cioè, Enrico Balbo, signori. Cioè, Enrico Balbo, nessun interesse proprio. Enricone Balbo me lo godevo. Niente. Vediamo Dirk De Beer, signori. Il mitologico Dirk De Beer. Tanto facciamo questi cambiamenti qua a livello di staff e vediamo se portiamo a qualcosa di buono. Vediamo già cosa mi dice. Stiamo già trattando, signori. Assumi. Ok. Dirk De Beer è arrivato. Intanto devi fare questo per non... Spero siamo già in più o meno 3. Ok. Perfetto. C'è già un debito importante. Molto bene. Sì, ho capito, ma adesso non preoccuparti, con la prima gara risolleviamo sta cosa. Certo che porca troia. Oh. Non cominciamo bene. Ah. Ok, siamo già a posto però, ragazzi. Ok. Sono due piloti molto, molto validi, secondo me. Cos'è sta roba? Programma addestramento. Tempo sosta. Allora, cos'è sta roba qua? Aspetta un attimo. Eh, tu, 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 tu.
L'assemblaggio ha priorità. Potremmo fare un equilibrato, sinceramente. Ok, boh. Dopo cercheremo di capire. Ok. Sviluppo. Va bene. E si inizia, ragazzi. Inizia la season. Metto nuvoloso, ragazzi. It's incredible. It's incredible. Allora. Vabbè, questi dobbiamo farli, ragazzi, perché abbiamo comunque una buona. Giro più veloce, no. Ok, proviamoci. Panoramica pilota, morale altro per entrambi. Va bene, ragazzi, si parte, ci becchiamo dopo le qualifying session. Eccoci qua, ragazzi, qualifiche buone. Quinto non dispiace, ma non so perché nell'unico giro si è beccato la red flag. E saluti. Abbiamo fatto strategie uguali per entrambi, però Norris parte proprio tranquillo e finisce a bomba. Il contrario Alonso che deve recuperare, quindi parte a bomba e finisce un po' più tranquillo. Io direi di partire anche se ci sono problemi di crash e la grafica sembra peggiore dell'anno scorso. Non so, c'era una specie di grana strana. Non capisco. Ho sbagliato tutto ultra siamo, che roba. Boh, tutta sta roba sgranata che mi fa cagare. Va bene. Pensiamo alla gara adesso. Vai Fioi. E si parte, ragazzi. Intanto, primi giri andiamo così. Vai. E vediamo cosa combiniamo. Inizia il mondiale con l'Aston Martin. Andiamo a vedere un po' gli on-board. Ferrari. Guarda sta grana che c'è questa specie di patina. Non so come spiegare. È una roba orrenda. Andiamo a vedere un po' gli on-board. Veloci, tanto il primo giro non succede niente, adesso vedi, boh, graficamente secondo me c'è qualcosa che non va. Sesto Norris perde una position, andiamo a vedere la nuova yellow flag subito. Subito yellow flag, quella qua comunque, la visuale. Yellow flag, De Vries. Vediamo cosa ha combinato, tanto abbiamo un nuovo pilota. Subito il primo giro, brutto, mamma mia, cosa abbiamo rischiato! No, fantastico, mamma mia, mamma mia. Bella con questa visuale che se vedete l'attualmente mi da vomitare. E buono raga, ci siamo. Dobbiamo fare bene questa stagione, abbiamo già speso tanti soldi. Però volevo assolutamente Lando Norris al posto di Lance Stroll, che ovviamente è in McLaren. Ok, adesso primo giro è andato, possiamo stare su equilibrata. Adesso tiriamo più avanti e vediamo un po' qua se la strategia è corretta. Scusa, perché non vedo niente? No, Fioi. Vabbè, ce l'abbiamo qua. Primo giro andato, ne restano 56. 56 laps remaining. Vai, Alfonsino, però deve recuperare Alfonsino. La fiducia c'è. Qua un po' meno. Alonso deve attaccare Magnus e Norris. Russell. Ok, adesso. Boh, adesso c'è. Ah, così, ok, ok, buon così. Ah, meglio, meglio sta cosa che hanno fatto, bravi. Vediamo un po' se riusciamo ad azzeccarla. E far subito una gara da punti, raga. Chiaro che possiamo velocizzare un po'. DRS attivato. No energy, no energy.
È ottimizzato, ok. Bene. Per il momento però Alfonso non riesce a superare Magnussen. Dai Alf, dai Alf. Copy. Cerca di tenere le gomme in temperatura. Siamo abbastanza, diciamo, bloccati in queste posizioni con Leclerc in testa, ragazzi. Cioè. Mentre le Ferrari le vogliono fare forti per forza, che se in realtà purtroppo facciamo cagare. Sembra una gara tranquilla per il momento. Noi non riusciamo a superare. Sì, che ho messo anche le Billy, però proprio non ce la facciamo per il momento. Aggressività sul passo, ho tutto qua, ma non riusciamo a fare la mazza. Alfonso è in lotta ma non riesce a far niente. E Norris è con Russell. Vediamo le gomme. Tutti le soft c'hanno praticamente. Ok. Per il momento oh, finalmente. Finalmente Norris supera Russell. Concentriamoci su Lando Norris. Si è aperto un varco. Buono, buono, buono. Però gara tranquilla. Voglio usare colpi di scena, ragazzi. Anche se sappiamo che nelle prime gare di solito non ci sono mai colpi di scena. Che succede? C'è qualche problema? No, semplicemente le gomme messe male. Ma io devo andare ai box. Beh, siamo leggermente sotto forse. Io la sosta ce l'ho con Alfonso tra il 12esimo, no, tra l'11esimo e 17. Per il momento stiamo così però. Ok, Al è in finestra, Al è in finestra. Gli altri sono messi sicuramente meglio di Alfonso, che sarà lui ad aprire le danze, probabilmente. Bene, mi fa piacere. Copy. Sì, ma Alonso doveva fare una prima parte a bomba, ha fatto un cazzo invece, perfetto. Ok, sosta aperta. E andiamo di medium. Ok, Alonso, fammi l'ultimo giro a bomba. Copy. Vai Al. Vai Alfonsino. Adesso sembra migliorata la grafica. Non so, migliora col tempo la grafica. Forse non lo vedo più la patina, ma forse è proprio nel... Certe... E questa è bella però che sparo vomiti, cazzo. Non rispostare ancora in pista. Alo invece è pronto alla sosta. Alo è pronto. Può far tutto Alo. Può far tutto Alo. No, l'isquinto mi va più che bene a me, sinceramente. Perché non vai box? Ah, ok, boh, adesso ci siamo, dai. Box, box, box per Alfonso. È il primo ad andare ai box Al. E vediamo un attimo il 13° giro. Però deve essere una prima parte a bomba e recuperare. Purtroppo ha fatto un cazzo e questo non mi piace sinceramente.
Eccolo qua Alonso, chiaramente messo male. Adesso da fare una seconda parte. Forse questo mi ha un po' fregato. Ecco. Boh, adesso vediamo cosa combina Alf. Dai Alonso, dai cacchio. Aspettiamo ancora un attimo. Alo però non recupera neanche, ma non capisco. Non capisco perché non superano. Dai Alo però, copi. Azioni box. Medie, vai. Non rispondere ai box. Alonso non recupera posizioni, siamo a corto. Alo, sveglia. Boh. No, finalmente allora supera perché vanno i box gli altri però. Problema ai box per Magnus e Godo. Siamo ottavi e dodicesimi per il momento. No, non vedo una gara ricca di emozioni per il momento. Non mi piace questa cosa. Voglio subito ritiri e safety car, lo pretendo. Tanto Norris è quarto. Qua siamo giusti, gialli e gialli. Ok. Buono Norris, molto bene Norris. Norris recupera una posizione. Alo ne perde una. Vabbè. Dai Alo, però supera qualcuno. Norris sprofonda quinto Norris. Cioè, Yellow Flag veloce se è così sul bordo. Non mi piace la nuova grafica. Vabbè, accettiamolo. Bloccoggio di Tsunoda. Adesso stiamo vedendo Yuki Tsunoda. Nessun problema per ora. Ecco, ruote bloccate. Beh, non ha potuto farci Ciao. nulla. Non capisco perché non riusciamo a superare. La fiducia com'è? No, non è qua. Fiducia a metà. Qui c'è una fiducia un po' meno. Boh. Non capisco sinceramente. Alonso non supera Ocon, cioè inspiegabile, inspiegabile. Dai, Alo. Alo è vicino ma non ce la fa. Norris rimane quinto anche con un buon vantaggio. Verstappen vola adesso, come è giusto che sia. Però ho visto anche un po' i video degli altri. La prima gara, nessun ritiro per nessun. Su 3 video che ho visto, nessun ritiro. Secondo me le prime gare sono sempre un po', diciamo, scriptate, tra virgolette, che ti devono indirizzare al gioco. Piastri e box.
Tanti vanno nei box, Verstappen comunque rimane davanti a noi. E in finestra Alo. Ma è ancora presto, piccolo Alo. Noi rimaniamo quinti con Norris e decimo solo per la sosta. Albon bloccaggio. Alo ottavo. Noi abbiamo la sosta più tardi. Posso ancora aspettare un pochino. Dopo fare a bomba l'ultimo stint. Possiamo anche rischiarla. Ci vorrebbe una safety però. %. E Alo, iBox. Alo, iBox. Alo, iBox. E vai anche con Lando. A questo punto anche Lando può volare, secondo me. Vediamo Alonso 11esimo. Alla fine buona strategia e possiamo... adesso ragazzi però... Qualcosa Gasly e anche lui è soft in realtà. Vediamo. Copy. Ok, Norris vai box o no? Norris? E ora conferma che ho sbagliato. Qua con Norris perdo. Siamo sesti, va bene, va bene. E decimo Alo. Decimo Alo. Alo se la sta giocando con Gasly. Prego Ale, tieni botta, facciamo punti, servono punti raga. Servono punti. L'obiettivo per arrivare terzi nella classifica costruttori non sarà facile. Vai, adesso deve pompare. Vai Norris, pompa bomba Norris, pompa. Ah, lo sta giocando, madonna, ma con Gasly stiamo lottando, fioi. 11esimo Alo. Nono Alo, nono Alo. Si riciuccia adesso Alo. Norris quinto, è importantissimo. Ottavo Alonso. Sì, andrebbe benissimo quinti, ottavi come prima gara. Merda, merda. Cazzo. Qua potevo... Vedi che mi sbaglio. Sono stato attentissimo col carburante, zio Ken. Ce la faremo? Accumulo. Ma possiamo stare anche così. No, ho fatto il cappellone, ho fatto. Ok, lui può stare su equilibrata, è neutro. Il problema è Lando. Il problema è il signor Lando. Ti prego, signor Lando. La prego, signor Lando, non buttiamo via tutto così. 3 laps. 3 laps, ti prego, signor Lando. 2. 1. Ok. Mamma mia, stiamo così. L'ho rischiata a bomba, l'ho rischiata, ma teoricamente dovremmo arrivare quinti e ottavi, salvo problemi. Final lap per Max e Red Bull devastanti, Red Bull devastanti, signori.
Max Verstappen taglia il Max traguardo vince. sul gradino più alto del podio. Norris chiude quinto e Alfonso ottavo. Va benissimo. Mentre i piloti rientrano, Molto bene. Molto bene, molto bene. di sicuro i tifosi di Molto molto bene. Primi punti che arrivano. E nella costruttori siamo terzi. Quello che vogliono. Contro però DHL Fastest là. Ok. Bravi loro. Ma a me fotte sega. Io devo fare punti. Ciao. Mamma mia. Bella bella prima gara positiva. Dai, sono anche contenti. 3 milioncini sono arrivati. Qua non posso fare niente per il momento. Siamo in produzione. Ok. Telaio. Due. Refine. Spendo neanche se vuoi in 17 giorni, quindi che domaroni. Vabbè. Va bene. Ok. Dai, non male, non male. Produzione della lettone. Ok. Pochi soldi abbiamo, però abbiamo veramente fatto un all-in grosso, speriamo bene. Di aver fatto cappelle. Telaio. Ok. Gara. Facciamo già anche questo e poi ci salutiamo. Va benissimo. Giro veloce la vedo duro. Serie positiva. Va bene. Auto. Magazzino. Il telaio. Ne abbiamo uno. Lo mettiamo sull'auto 1. Dai. Vediamo i miglioramenti se ci sono. Qualcosa abbiamo, dai. I miglioramenti ci saranno sicuramente, purtroppo non ce li ha però il buon Alonso. Dai, un saluto dal comandante veneziano, voglio capire un attimo la grafica e raccontatemi anche voi se avete incontrato dei problemi di che il gioco è frizzato o se la grafica sembra un po' sgranata a volte. E niente, un saluto da un comandante veneziano. Ciao!